Sapori, profumi e colori della tavola in festa questo fine settimana a Verona. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio si tiene infatti la 23esima edizione delle Piazze dei Sapori, un evento ormai tradizionale per la città ma che continua a rinnovarsi. Abbiamo fatto squadra, rete, quindi quest'anno allarghiamo le aree, non solo più Piazza Bra e i suoi giardini e via Roma, ma anche Piazza dei Signori e la Loggia di Fra Giocondo. Soddisfatta delle nuove aperture anche l'assessora di Verona al commercio, Alessia Rotta. La valorizzazione dei prodotti tipici è sicuramente al centro delle piazze dei sapori. Sono molto felice che quest'anno la manifestazione si arricchisca, primo della partecipazione di altre realtà che sono veronesi come Coldiretti, come l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, e che quindi si approfondisca anche il tema culturale di che cosa mangiamo, un tema tanto attuale, tanto caro sempre più alle persone, che significa qualità della vita, che significa anche valorizzazione delle nostre radici, anche agroalimentari. I prodotti della terra e in particolare locali diventano sempre più protagonisti alle Piazze dei Sapori. Abbiamo novità, tra cui quella con la partnership di Coldiretti, quindi un'area nuova, un'area dedicata alla terra, ai prodotti della terra, alle produzioni locali, alla loro stagionalità, e quindi Piazza dei Signori diventerà proprio la piazza della campagna amica, Loggia di Fra Giocondo invece è un'experience con cuochi contadini, momenti culturali e di presentazione. Rimangono invece confermate quelle che sono le attività di Piazza Bra, quindi con la sua lounge dove ogni ora verranno fatte attività con i cuochi scaligi di Verona, show cooking, anche qui presentazione di libri, ma soprattutto poi l'area di via Roma sarà quella del sociale e del turismo, quindi abbiamo un'attività con l'ASL che rappresenta proprio l'inclusione sociale, quindi anche in vista Verona si sta preparando anche a quello che sono poi la Milano Cortina 2026, quindi Verona ospiterà le Paralimpiadi, quindi è giusto che Verona incominci a dare anche dei segnali importanti su questo. E alle Piazze dei Sapori nasce anche l'aperitivo del Cavaliere. Presentiamo questo aperitivo che parte dal basso, quindi degli amici hanno detto ma perché non proviamo a usare materia prima veronese. Abbiamo un prodotto che è uno dei più antichi d'Italia, che è il recciotto della policella, aggiunta del vermouth rosso e una spruzzata di lime, crea un aperitivo veramente molto buono, quindi lo lanceremo, lo proporremo a tutti i locali di Verona, che voglio dire nulla a togliere alla bollicina trevigiana o al nostro Aperol Spritz veneziano.